È una storia importante che supera i confini locali e diventa fenomeno mondiale, quella di Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, inventore di un modello di accoglienza amato, invidiato, forse anche odiato. Una storia che oggi fa registrare un capitolo amaro, ma che è lontana probabilmente dalla fine perché ha una genesi solida. Tutto comincia nel 1998 quando a Riace approda, proprio in quel ricco scrigno di tesori archeologici che è il mare, un barcone. A bordo ci sono migranti che arrivano dalla Siria, dalla Turchia e dall'Iraq. Sono tutti di etnia curda. Nessuno immagina cosa accadrà, anzi si pensa che dopo i primi soccorsi i migranti saranno rimpatriati. Non sarà così. Lucano, non ancora sindaco, ha un'intuizione. I naviganti della Speranza possono essere accolti e ospitati senza termine nel borgo di Riace Superiore, dove da tempo molte case sono vuote e a viverci sono rimaste appena 400 anime. Lucano creerà l'associazione Città Futura da quel momento, che in sinergia con realtà omologhe darà vita ad un progetto di accoglienza unico. Sarà poi candidato a sindaco nel 2004 e sarà riconfermato fino alla consigliatura in corso. Arriveranno tanti riconoscimenti, cinema, TV, la Rai ha però sospeso la messa in onda della fiction, polemica in corso con tanti che ritengono invece che debba essere messa in onda, ricerche universitarie, ma anche i problemi. Una prima inchiesta per truffa aggravata, concussione e abuso d'ufficio che farà scattare la solidarietà nei confronti del sindaco, ma anche il blocco dei finanziamenti da parte del Ministero degli Interni. Oggi una nuova tegola che non cancella la fiducia di tanti, migliaia di persone che a Riace e a Lucano credono ancora.